Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato stamattina in visita al centro vaccinale di Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Proprio oggi, infatti, l'ULSS 2 Marca Trevigiana sta effettuando la sperimentazione della chiamata dei nati nel 1936, con appuntamento di un'ora per ogni singolo mese di nascita. Un modello che potrebbe essere replicato per altre classi d'età e di cui il presidente Zaia va fiero. Assolutamente sì, questo è un modello che abbiamo voluto testare qui e conosciamo la nostra capacità vaccinale, conosciamo la corte, cioè conosciamo il target di cittadini per quel mese di nascita e quindi possiamo replicarlo per qualsiasi anno di nascita. Allora qui abbiamo fatto classe 1936, questa provincia in particolar modo ha 5.000, sappiamo quanti sono di ogni mese, ad esempio gennaio 1936 provincia di Treviso sono 111 e noi sappiamo che abbiamo una capacità vaccinale per la prima ora di 111, quindi ogni ora cambia il mese, se sono molti di più ogni 2 ore, 3 ore cambia il mese. Zaia si è intrattenuto con gli operatori sanitari ai quali ha rivolto il ringraziamento e i complimenti per il lavoro svolto, che ieri nelle 4 sedi vaccinali della ULSS 2 ha permesso di erogare 5.079 vaccini. Il presidente ha annunciato anche la presentazione che avverrà domani in sala stampa a Marghera di un nuovo portale per la prenotazione che faciliterà di molto le prenotazioni. Sì, noi domani lo presenteremo. È un grande lavoro perché vi dico solo, resterete stupiti perché non si scrive neanche il nome. Ho voluto una roba veramente, quindi non c'è neanche l'ansia, sta lì a scrivere via, indirizzo, nome, cognome. A voi sembra strano, vedrete domani perché non si scrive nulla. Verrà in automatico tutto, noi non dovremo scrivere nulla. Questo è un modello soprattutto per le comunità che hanno difficoltà perché nella vaccinazione, dal punto di vista proprio industriale, e quindi proprio di gestionale, definiamolo così, ci sono 2 o 3 aspetti da valutare. La capacità vaccinale dello staff che fa vaccini. Noi abbiamo 1.300 persone schierate in tutto il Veneto. Oggi vi annuncio, abbiamo il bollettino di questa mattina alle 6, mi dava 32.000 vaccini fatti nelle ultime 24 ore. 2, la disponibilità dei vaccini, ci vogliono vaccini. 3, la capacità di ingaggio dei pazienti. E sulla capacità di ingaggio c'è tutto il tema dei portali, delle lettere, degli SMS e da oggi direttamente dal Veneto con l'accesso diretto, che è l'idea che ho avuto con i tamponi e ho semplicemente trasformato per la vaccinazione.